Buongiorno e benvenuti a questo nostro spazio di approfondimento che quest'oggi è dedicato alla festa di Sant'Agata, una festa che abbiamo appena archiviato, una delle edizioni più partecipate di sempre, possiamo già forse dire, complici sicuramente il tempo primaverile e anche la coincidenza con il fine settimana. Un'edizione però, ricordiamo, macchiata dalla violenza alla Villa Bellini. Questa festa è caratterizzata anche da una presenza forte e molto avvertita dell'arcivescovo all'interno della processione. Proveremo a tracciare un bilancio di questa festa con il parroco della cattedrale, Monsignor Barbaro Scionti, che è collegato con noi. Benvenuto. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti. Grazie, mentre mi fa compagnia qua in studio la collega Adelaide Barbagallo, che insieme a tanti altri colleghi ha seguito tutti insieme la diretta, la lunga maratona televisiva che abbiamo dedicato appunto alla festa. Grazie Rodena e buon pomeriggio a tutti. E prima di cominciare a ripercorrere e a fare un bilancio di questa festa, vediamo insieme i momenti più salienti di questa edizione. Ecco, padre Barbaro, lei era lì per tante ore in mezzo a questo fiume di devoti con il sacco bianco, lo diciamo fiume, ma in realtà a vederlo dalle nostre immagini, a volte girate col drone, assomiglia davvero ad un fiume. Le emozionano ancora queste immagini? Sì, un fiume per quello che riguarda il sacco bianco, in realtà verrebbe da dire un mare, perché abbiamo avuto una presenza davvero record. E questo lo abbiamo registrato sia all'interno della cattedrale, dove abbiamo avuto davvero una presenza molto significativa perché i confessori hanno lavorato tanto, le celebrazioni dell'Eucaristia sono state tutte gremite di fedeli e di conseguenza fuori per le strade tantissima gente. Già al mattino del 4 febbraio alle 7, quando ci siamo affacciati su Piazza Duomo, quando come sempre ho avuto modo di salire sul Fercolo, di lì mi accorgevo che la piazza era gremita, mi sembra proprio quanto il 5, se non forse un tantino in più. È una presenza significativa, una presenza bella, una presenza che certamente esige delle attenzioni particolari e quindi anche dei, tra virgolette, richiami, che non sono rimproveri. Significa invitare i fedeli e soprattutto i devoti che indossano il sacco
a vivere questo momento con gioia e con forza. È proprio così, infatti, tra poco sentiremo le parole che ha pronunciato l'Arcivescovo proprio prima dell'omelia in piazza Stesicoro, incitando, rimproverando come un buon padre di famiglia i devoti ad accelerare, perché Adelaide ha sorpreso davvero tutti, anche noi, arrivare alla salita dei Cappuccini addirittura alle 10 di sera. Sì, ci sono stati dei rallentamenti maggiori rispetto alle edizioni trascorse degli altri anni, probabilmente proprio perché si era di domenica e quindi c'è stato un maggior afflusso di persone, e poi considera anche il bel tempo, anche quello ha inciso moltissimo. Sì, queste temperature primaverili, sicuramente è una macchina complicata, lo sentiremo anche tra poco, ma riascoltiamo allora queste parole che ha pronunciato l'Arcivescovo, incitando appunto i devoti, insomma, ad accelerare il passo. Questo era chiaramente il messaggio, sentiamolo. Carissimi fratelli e sorelle, l'afflusso di tanta gente quest'oggi ha ritardato un po' gli orari e mi scuso anche a nome di coloro che sono nel cordone. L'invito a rendersi conto che quando si sta nel cordone si rende un servizio a Sant'Agata e la gente che è venuta per venerarla ha bisogno di orari certi. Siamo troppo tardi e adesso dovete muovervi. Alcuni di voi non hanno compreso il senso di quello che bisogna fare. Mi dispiace. Coraggio, dobbiamo cambiare stile in questa nostra città, perché ve lo dico sempre, la festa di Sant'Agata non è la passerella di nessuno, né del vescovo, né dei preti, né dei politici, né tantomeno dei devoti, che se sono devoti di Sant'Agata tirano il fercolo perché la gente possa venerare la Santa Agata. Ecco, padre Barbaro, abbiamo risentito questo monito fermo, severo anche dell'Arcivescovo Renna: dovete muovervi, insomma, a un certo punto ha detto, infilandosi dentro i cordoni. L'abbiamo anche visto poi giorno 5, per quanto poi il bilancio finale è stato del tutto soddisfacente anche proprio attraverso le sue parole, però è stato chiaro, la gente, ha detto, ha bisogno di orari certi. Ecco, lei immagino sia d'accordo. Sì, quando ho ascoltato questo invito, ero io in mezzo al cordone, ho subito pensato ad un insegnamento che ho ricevuto dall'Arcivescovo che mi accolse in seminario, Monsignor Domenico Picchinenna, il quale ripeteva sempre che la puntualità è carità, perché la puntualità è il rispetto delle persone alle quali io ho dato appuntamento. Certamente questa non puntualità e questo dilungarsi non è un segno di carità verso chi viene, ma al contrario diventa un segno di egoismo. Sant'Agata è nostra e ne facciamo ciò che vogliamo noi. A queste parole mi piace ricordare anche un'altra parola che il Vescovo ha detto: coraggio, bisogna cambiare stile. Bisogna cambiare stile se davvero vogliamo custodire la tradizione agatina così come ci è stata consegnata, perché magari si dà la responsabilità al vescovo, al parroco, alla cosiddetta chiesa che vuole cambiare le tradizioni. In realtà le tradizioni poi si è costretti a cambiarle quando le si usano per i propri interessi che sono anche umani, molto semplici, non per forza di natura pecuniaria o chissà di quale altra natura. L'interesse è a stare con Sant'Agata. E abbiamo avuto l'impressione che siamo passati da un eccesso, quello in cui tanti anni fa, quando ho cominciato la mia avventura di parroco della cattedrale, era un fatto, era un problema, era una difficoltà, il desiderio sempre di correre, a un altro eccesso che è il desiderio di non camminare, per dirla con una parola molto popolare, unnocirisi per nulla, senza capirne neanche il perché. Certamente ci sono una serie di motivi che si sono messi insieme in concorso per creare questi ritardi. Sicuramente abbiamo citato anche il tempo stanchezza... primaverile.
E fra l'altro, per esempio, scusi, la interrompo perché... Clima primaverile certamente la grande folla, ma anche tanta stanchezza strana da parte del cordone. Ciò che mi fa impressione è che quello che accade spesso, che magari qualcuno comincia a dire Sant'Agata è nostra, ce la dobbiamo tenere quanto più possibile, Sant'Agata non è della Chiesa. Questo è un malaugurato modo di sentire la parola Chiesa. La Chiesa è il popolo di Dio, è il popolo dei battezzati, e quindi dire che Sant'Agata è della Chiesa è dire esattamente che è insieme di tutto il popolo di Dio, di tutto il popolo dei battezzati. Sant'Agata ci appartiene, ognuno di noi porta la propria responsabilità. Ai devoti la responsabilità di condurre con onore Sant'Agata per le strade e non perdere tempo per passeggiare quasi all'interno del cordone. Cioè, questo è l'elemento particolare, un passeggio all'interno del cordone che non fa parte della tradizione agatina. Anche molti hanno notato, è il luogo di cammino. Padre Barbaro, a parte questo diciamo passeggiare all'interno del cordone, molti hanno notato anche che all'interno di questo cordone ci sono anche tanti ragazzi e addirittura tanti bambini, Adelaide. Sì, ci sono intere famiglie a volte e quindi anche questo intralcia, ma posso aggiungere che il 4 pomeriggio io subito dopo la nostra diretta ero su un balcone di via Umberto, ospite di alcuni miei amici, e ho notato appunto, è vero quello che dice Barbaro Scionti, io lo posso confermare perché l'ho visto dall'alto. Cosa succedeva? Che alcuni sempre dei responsabili dicevano forza, tirate, le maniglie cercavano di tirare, ma c'erano tantissimi devoti che erano tipo appoggiati e c'erano molti ragazzini, erano tipo appoggiati al cordone, avevano una forma di stanchezza e non tiravano. Non ce la facevano. No, non ce la facevano proprio, non tiravano. Mi butto lì, è un messaggio che ci è appena arrivato, la prendo anche come una provocazione. Ci scrive un nostro telespettatore, dice sicuramente adesso la popolazione rispetto a qualche anno fa è cresciuta, è normale che ci sarà sempre più afflusso di persone, e lui si chiede perché non allungare qualche giorno in più, se non farla rientrare direttamente il 6 e spostare il pontificale, cioè modifichiamo e stravolgiamo tutta la festa. Ma ricordiamoci, scusate, che guarda caso si deve spostare la celebrazione della messa. Questo dice una non attenzione al senso vero di Sant'Agata, che 5 febbraio sarebbe solennità del martirio di Sant'Agata senza l'Eucaristia solenne in cattedrale. Che cosa sarebbe? Una festa di passeggio? Il carnevale è ad altri luoghi. Chi vuol fare carnevale vada altrove. Chi vuole festeggiare Sant'Agata venga con un atteggiamento diverso. I giorni vanno bene, sono quelli che la tradizione ci ha consegnati, sono quelli che vogliamo vivere e rispettare in pienezza, sono quelli nei quali non vogliamo né correre né perdere tempo per nulla. Mi permetta poi di dire che, come è capitato sempre, l'esperienza di questi anni mi dice, ci sono pochi personaggi che mettono in giro determinate voci e che riescono a coinvolgere un popolo che purtroppo spesso si lascia coinvolgere. E allora si rallenta. Di fatto il cordone è fatto di tanti buoni giovani, di tante buone persone, però qui e lì ci sono queste macchie di piccoli gruppetti che seminano malumori strani, della serie un partito vuole che ne ritiriamo presto, ora quest'anno il vescovo vuole che ci ritiriamo presto, che non ci vuole fare stare, e allora contro il vescovo, contro il prete. Questo andare gli uni contro gli altri non va bene. Ma ovviamente quello che ho appena letto era una provocazione in mezzo a tante altre. Ci scrive adesso un telespettatore e dice, certo, dice, e conferma un po' quello che lei sta dicendo, il ritardo è voluto, ci scrive, non certo dalla Chiesa, la messa non si tocca, è una festa religiosa e non è la sfilata di moda milanese. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo ancora tra un attimo per continuare a parlare con padre Barbaro Scionti e con Adelaide Barbagallo. A tra poco.
Ed eccoci di nuovo in studio per tracciare un bilancio della festa di Sant'Agata a Catania che si è appena conclusa. Un bilancio l'ha fatto anche il sindaco Enrico Trantino la mattina delle 6 proprio ai piedi della salita di San Giuliano, intervistato dal nostro Angelo Gagliano. Sentiamolo. Finora credo che siamo tutti quanti soddisfattissimi, è andato tutto troppo bene. Come dicevi tu prima, aspettiamo poi di tracciare il consuntivo all'epilogo della festa, però il dato di fatto è che una partecipazione mai vista in termini numerici, in termini di afflusso, ma nello stesso tempo tutto composto, tutto ordinato. Naturalmente rispetto a presenze di decine e decine e decine di migliaia di persone è inevitabile che ci possa essere stata qualche criticità, con il sentimento di chi ha potuto vivere una quantità indefinibile di emozioni e che avrebbe veramente potuto essere contentissimo per tutto se non fosse stato per quell'episodio che ha inevitabilmente macchiato il cuore di ciascuno di noi, quello accaduto alla Villa Bellina ovviamente. Che non ha niente a che vedere, lo ricordiamo, con la festa. Che non ha nulla a che vedere, anzi se vogliamo anche cogliere un segnale positivo, per quanto si possa cogliere un segnale positivo da un evento drammatico, il fatto che gli arresti e quindi che la vicenda sia emersa in questi giorni ha consentito anche di smuovere ancora di più le coscienze dei cittadini, perché hanno tutti avvertito questa sorta di accostamento inevitabile fra il martirio di Sant'Agata e quello subito da questa nostra ragazza, da questa nostra giovane. Naturalmente c'è stata ovviamente anche questa macchia sulla festa di Sant'Agata che si è fortunatamente conclusa con l'arresto dei responsabili, ma quindi il bilancio in generale anche da parte del sindaco si è detto soddisfattissimo. A proposito della polemica sulla lentezza o meno della festa, butto quest'altra dichiarazione da parte dei nostri telespettatori che dice: io consiglierei di decimare i devoti, magari scegliendoli fra gli iscritti al circolo di Sant'Agata a numero chiuso. Io sono uno di quei devoti che ha preferito rimanere mettersi da parte da circa 10 anni. Ho notato un cambiamento in peggio da parte dei devoti. Ecco, secondo lei una sorta di selezione è un'ipotesi praticabile? Allora, quella è impraticabile. La cosa che invece è praticabile che queste brave persone ritornino al cordone, perché il problema è proprio questo. Le persone migliori si sono arrese e sono andate via, e invece bisogna lottare ed essere presenti. Quindi io invito questa persona e tante altre come questa, perché non è la prima volta che sento questa provocazione, invito a ritornare nel cordone. Certamente noi già a partire dalla notte del 4 febbraio stiamo pensando ad un'attenzione particolare all'interno del cordone che si dovrà fare certamente il prossimo anno, perché, come ha detto l'arcivescovo, coraggio, bisogna cambiare stile. Con coraggio dobbiamo cambiare stile. E non tutti, come ha detto il sindaco in qualche dichiarazione, giustamente, non a tutti possono piacere determinate cose, ma ciò che conta è salvaguardare la devozione a Sant'Agata, la devozione vera, non quella di chi decide per qualche ragione che non vogliamo comprendere, non vogliamo sapere, che dobbiamo perdere tempo. Perché ci sono stati dei momenti in cui nel cordone, dove sono stato anch'io parecchio, ho ripensato a quel brano del Vangelo che dice: vi abbiamo suonato un canto di gioia e non avete gioito, vi abbiamo suonato un canto di lamento e non avete pianto. Non si capisce che cosa volete. Ecco, adesso l'ho detta, ho fatto una traduzione libera così di un passo evangelico, ma per evidenziare che questo era l'atteggiamento. Né caldi né freddi, tiepidi. E il libro dell'Apocalisse riguardo ai tiepidi dice una parola che io non voglio ripetere, che è molto pesante. Adelaide. Sì, è vero, la festa di Sant'Agata sempre suscita critiche da tutte le parti, però dobbiamo ricordarci che è una festa molto sentita, molto seguita, che in città porta tantissimi turisti. L'arcivescovo li definisce pellegrini, ma pellegrini quelli che stanno in realtà in processione, che seguono o che tirano il cordone, ma altri sono veramente turisti che sono attratti da questa
enorme mobilitazione di popolo, di fedeli da questi grandissimi festeggiamenti. Quindi ci sono indubbiamente i lati positivi, ci sono delle correzioni da fare e poi sono 3 giorni di grande ricchezza dal punto di vista non solo liturgico, ma per tutte le omelie, i discorsi che ha pronunciato l'Arcivescovo, ma ricordiamoci anche delle bellissime parole pronunciate dal Cardinale Semeraro proprio durante il pontificale, quello che il nostro telespettatore ci suggeriva di tagliare, di spostare il giorno della solennità. Ci ha parlato proprio del rischio della indifferenza, ci ha parlato di quanto i martiri parlino ancora adesso ai nostri giorni, ci sono i martiri di adesso e ci interpellano come ci poniamo noi di fronte ai drammi mafia, bullismo, o anche violenza di genere. Ecco, ci indicano forse anche loro una strada da poter percorrere, quindi attenzione all'indifferenza religiosa. E ancora i telespettatori ci suggeriscono, perché i catanesi vogliono partecipare anche nell'organizzazione della festa. Per esempio c'è chi dice di anticipare l'uscita di giorno 5 alle 16 anziché alle 17 e c'è un altro che dice: io ogni anno sto nei cordoni, è vero che c'è gente che non tira, però a mio parere i ritardi sono dovuti all'eccessiva presenza di persone lungo il percorso, e suggerisce quindi di mettere delle transenne come è stato fatto per il rientro in cattedrale. Insomma, sono suggerimenti. Evidentemente chi ha scritto questo, è normale che sia così, non conosce bene le normative sulla sicurezza, circolare Gabrielli, circolare Piantedosi, che sono la magna carta che guida tutta l'organizzazione. Le transenne non sempre è possibile metterle perché spesso sono un intralcio che creerebbe difficoltà. In realtà noi sappiamo che i catanesi, quando vogliono fare qualcosa di buono, se tra di loro si passano la voce, sanno fare molto bene, e questo per me è più importante, anche se è un lavoro più duro. Poi vorrei ricordare un'altra cosa che mi ha detto una persona che di festa ne conosce molto più di me, perché grande, più anziano nella esperienza. Mi diceva così, che un tempo chi teneva il cordone e chi stava al cordone andava oltre la folla. Invece adesso cosa succede? Vedono la folla e si uniscono perché danno spazio alla folla. Non funziona così. Il cordone deve camminare secondo la propria linea, non può rimettersi alla folla, è la folla che deve dare spazio. E speriamo che questi suggerimenti siano raccolti nella prossima edizione. Intanto, Padre Barbaro, siamo in chiusura, ricordiamo che Catania e i catanesi potranno riabbracciare la Santa fra pochi giorni nel corso dell'8ª. Certamente, il 12 febbraio avremo questo rinnovato incontro con Sant'Agata, che è il momento in cui poi davvero si archivia l'edizione di febbraio 2024. Il 12 febbraio è festa dell'8ª, è festa di ringraziamento, festa nella quale intimamente ci si incontra in cattedrale per partecipare alla messa e per venerare le reliquie di Sant'Agata, che saranno poste alla venerazione dei fedeli proprio una per una. È possibile ritornare, già lo abbiamo fatto lo scorso anno, lo scorso agosto, ritornare al bacio delle reliquie. E poi la processione conclusiva in Piazza Duomo, dopo la messa dell'Arcivescovo, che è conclusiva di questa edizione. Possiamo definire questa edizione già molto positiva. Abbiamo avuto un mese di gennaio carico non solo di attività, ma di attività molto partecipate. Mi piace ricordare che cosa è stata il momento di spiritualità che abbiamo vissuto verso la fine di gennaio, il 29, mi permettete qualche lacuna perché sono un po' stanco, mi pare il 29, e Adelaide se sbaglio mi corregge lei, quando lungo il percorso dei luoghi del martirio di Sant'Agata, insieme davvero a tantissimi fedeli, abbiamo potuto vivere un momento di incontro con quel martirio che ha colpito la nostra vita e ci ha messo nella condizione anche di poterci serenamente e gioiosamente
confessare, proprio alla luce della testimonianza del martirio di Sant'Agata. È stato un appuntamento molto bello in cui certamente tanti devoti hanno partecipato, ma avrebbero potuto parteciparne molti di più, perché è significato gustare i luoghi del martirio di Sant'Agata. Non basta dire viva Sant'Agata e tirare una corda, bisogna gustare la bellezza del martirio di Agata, altrimenti la devozione è monca e diventa malata. È chiaro, questa è stata una delle novità della festa, insieme lo ricordiamo anche al pranzo del 5 con i più bisognosi. Questa festa noi lo ricordiamo, l'abbiamo seguita a reti unificate su Telecolore e Antena Sicilia con oltre 40 ore di maratona televisiva, premiata dagli ascolti. Premiata no? da grandissimi ascolti, Antena Sicilia e Telecolore si sono confermate anche quest'anno come le emittenti più viste e seguite in Sicilia, con appunto questi ascolti, soddisfazione ovviamente anche dai partner commerciali che hanno creduto e sostenuto il progetto Devoti Tutti, ma abbiamo offerto anche un servizio ai nostri telespettatori, perché giusto ieri mattina che mi trovavo in cima alla salita di San Giuliano, poi ho seguito le ultime fasi assieme a te della processione del giro interno, molte persone, molti devoti che io ho incontrato per la strada ci avevano già visto, perché cosa fanno? Si accendono la televisione, vedono attraverso i nostri canali che cosa sta succedendo in città, e scelgono poi il punto in cui recarsi in città. Allora, noi siamo in chiusura, io ringrazio Barbara Scionti che ha tracciato questo bilancio alla fine soddisfacente, ringrazio Adelaide Barbagallo, ma vi lascio ancora con una clip per rivedere i momenti più belli della festa di Sant'Agata. Grazie a tutti. Tutti devoti tutti, cittadini, tutti devoti tutti.